Partitella in famiglia questo pomeriggio al 21 settembre nel Matera in vista dell'impegno di domenica prossima contro il Noci. Sullo stato di salute della squadra e sulle prospettive della formazione materana abbiamo avvicinato l'allenatore Angelo Carrano. Ecco l'intervista. Mister Carrano, dopo l'1-1 di Grottaglie, sinceramente più amareggiato per il punto perso o per la prestazione della squadra? Ma un po' per tutti e due, per il punto perso e per la prestazione non esaltante che abbiamo fatto. Ovviamente è sempre un risultato positivo, ma naturalmente queste partite bisogna vincerle quando capitano queste situazioni. E appunto non abbiamo visto a Grottaglie la squadra con la mentalità giusta, vale a dire la mentalità vincente. A Grottaglie era un campo dove si doveva fare risultato pieno. Si doveva, purtroppo ci stanno gli avversari, ogni partita ha una storia a sé, noi naturalmente non abbiamo dato per fluidità di gioco quella continuità che avevamo avuto nelle partite precedenti in casa. E a cosa ritiene che sia dovuto questo volto un po' diverso rispetto alle due partite precedenti a Grottaglie? Ma diciamo un po', devo dire che l'avversario, una squadra, ha cercato di aggredirci anche non giocando molto al calcio, e questo purtroppo è stato un handicap abbastanza notevole, però devo dire che siamo stati noi come percentuale a non essere all'altezza di quello che dovevamo fare con la massima convinzione. Oggi allenamento partitella in famiglia, c'è l'assenza di Caputo di cui si sanno le condizioni, e sono assenti anche Catacchio, Pugliese, ha giocato Innella. Si preannunciano novità domenica prossima in formazione? Ma per ora per Catacchio sta lavorando un po' a parte, lo stesso Pugliese che adesso rientrerà, e quindi diciamo non ci sono grosse novità per quanto riguarda domenica. Innella è importante che l'abbia visto oggi in allenamento, è il primo allenamento che fa dopo tanto tempo, e sta in netta ripresa. Le condizioni di Caputo attualmente quali sono? Beh, Caputo deve stare ancora con il gesso fino a martedì e poi il medico valuterà ancora se lo deve togliere o meno. Per concludere, domenica ovviamente non ci sono alternative, 2 punti oppure bisogna rinunciare definitivamente a qualsiasi possibilità ulteriore, residua di inserimento nella lotta per la promozione? Beh, già dire residuo, c'è mancanza, mancano 27 partite, quindi il cammino è ancora lungo. Certamente dobbiamo sfruttare queste partite in casa e poi incamerare anche fuori casa i 2 punti e quindi andare a vincere le prossime partite.